Ben ritornati in nostra compagnia, ben ritornati anche a Stefano Zara, consulente finanziario, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Chiara Maria Marton, avvocato, con cui parleremo dell'omicidio stradale, grazie di essere ritornata. E invece con Stefano Zara approfondiremo i temi relativi alla situazione delle finanze, delle banche, dell'economia, faremo un po' il punto della situazione e cercheremo di dare maggiori delucidazioni possibili parlando in termini molto semplici come voi ci chiedete giustamente. E poi vediamo i consigli nei limiti del possibile che è fattibile dare, perché poi ovviamente ci sono degli ambiti molto delicati, tutte le situazioni sono estremamente particolari, quindi nessuno deve farsi prendere dal terrore come ci ha scritto una signora, però stare un po' più attenti forse sì, e stare più attenti anche alla guida direi che è doveroso. Direi che è doveroso, considerato che da circa una settimana è entrato in vigore l'omicidio stradale, cioè una nuova norma che nasce da un'esigenza ormai da diverso tempo che era sentita dai cittadini. È una norma che va espressamente a prevedere l'ipotesi di omicidio che fino appunto a poco tempo fa era solo l'omicidio colposo e quindi disciplinato dall'articolo 589 del Codice Penale, che prevedeva delle pene da 2 a 7 anni. Ora invece c'è l'omicidio stradale, quindi l'articolo 589 è stato fatto 589 bis, cioè l'omicidio stradale in diverse ipotesi in cui prevede un aggravamento della pena che è altamente colpevolizzante rispetto al conducente colpevole di aver provocato o la morte o la lesione grave o gravissima di una persona. Come dicevo prima, l'omicidio colposo, cioè fino a poco tempo fa, erano dai 2 ai 7 anni. Ora invece chi si pone alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti, sostanze alcoliche sopra l'1,5, cioè l'ipotesi quella più grave, quella maggiore, rischia dagli 8 ai 12 anni. Chi invece si pone alla guida con quella fascia intermedia di sostanze alcoliche che va dallo 0,8 all'1,5 rischia dai 5 ai 10 anni. Quindi qui stiamo parlando comunque di abuso sostanzialmente di sostanza alcolica, sì. Anche se i limiti, i parametri abuso di sostanza alcolica, ovviamente viene preso, i parametri sono gli stessi della guida in stato di ebbrezza, cioè dallo 0,5 allo 0,8, dallo 0,8 all'1,5 e sopra l'1,5, che significa che sono praticamente ubriaco quando mi pongo alla guida, cioè non sono in grado di condurre un mezzo, e in quel caso lì è previsto proprio nel momento in cui io provoco il decesso di una persona una reclusione, cioè è previsto l'arresto in flagranza se viene immediatamente contestata il fatto che ho una sostanza alcolica superiore all'1,5, quindi c'è subito il carcere, dagli 8 ai 12 anni. Ma il legislatore ha previsto, e da quello che ho un po' sentito non è stato tanto ben interpretato, non ci sono solo per coloro che si pongono in guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti questi aumenti di pena così considerevoli, ma anche chi ad esempio provoca la morte di una persona se conduce l'autovettura con una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita. Faccio un esempio: sono in centro urbano, è previsto i 50 all'ora, se io vado via a 100 o 110 all'ora e provoco la morte di una persona, rischio dai 5 ai 10 anni. Lo stesso per chi passa con il rosso: se io passo con il rosso e provoco la morte di una persona, rischio sempre dai 5 ai 10 anni. Così chi fa una manovra di sorpasso azzardata in prossimità di un'intersezione, in prossimità ad esempio di un attraversamento pedonale o con linea continua, anche in questo caso ricado sotto l'ipotesi di 589 bis, che dovrebbe essere, se non ricordo male, il numero 3, cioè dai 5 ai 10 anni. Non solo, al di là di quelli che è l'aspetto meramente penale, che sono delle reclusioni degli anni, cioè voglio dire, sono abbastanza rilevanti, ci può essere un aumento di pena che va da 1/3 a 2/3 della pena stabilita, cioè per capirci si può arrivare fino a 18 anni per chi guida con una patente sospesa o ritirata, oppure per chi guida senza assicurazione obbligatoria. Questa è un'altra cosa. Questa è un'altra cosa.
Ovviamente poi il massimo della pena è previsto per chi fugge, quindi l'omissione di soccorso sono previsti 18 anni. Se io provoco più decessi è previsto il massimo della pena, quindi 18 anni. Conseguentemente c'è anche la revoca della patente, però. La revoca della patente hanno ampliato tantissimo i tempi per poi riuscire ad ottenerla, perché chi fa un incidente sotto l'effetto di sostanze alcoliche sopra l'1,5 non potrà conseguire la patente per più di 15 anni, per cui dalla data di sentenza sia anche di patteggiamento, anche utilizzando poi tutte le attenuanti previste dalla legge, io per 15 anni non posso avere la patente. Addirittura chi non presta soccorso, e quindi il classico pirata della strada, per ben 30 anni. Caspita, non guida più. Non vede più la patente, non vede più la patente. Questo ovviamente secondo me, allora, sono delle ipotesi di reato veramente gravi. Cioè sono molto importanti, perché se si pensa ci sono certi reati in Italia che sono puniti con pene molto inferiori rispetto a queste. Il problema è che ormai le vittime sulla strada sono tantissime, basta pensare che nel 2010 sono stati 4.090 i morti sulle strade. Attualmente sono sensibilmente diminuiti, ma siamo intorno ai 3.500, 3.600 vittime all'anno. Gli incidenti sono tantissimi. Gli incidenti sono intorno ai 280.000, 300.000 incidenti conferiti all'anno, e sono tanti. Ma questi incidenti, perché c'è anche il discorso, si svolgono proprio per investimento? Stiamo parlando di investimento o in generale? Beh, in generale, no. Sì. Vabbè, questo quindi... Sì, un dato che ad esempio a me... Proprio per precisare, questi reati il reato è riscontrabile nella fattispecie, diciamo così, causativa per investimento, oppure quando tipo fare un tamponamento? Anche se faccio un tamponamento. Questa è una cosa già, anche se faccio un tamponamento e sono sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ricado sotto il 589 bis. Certo. A me un dato che ogni volta che lo leggo francamente mi fa molta paura è che ad esempio nel 2014 sono stati 60 bambini deceduti fra i 0 e i 14 anni su strada. Questo secondo me è un altro dato, è il dato relativo al fatto che purtroppo non vengono posti in sicurezza quando salgono su un'autovettura, perché basta un minimo tamponamento, se il bambino non è ben agganciato, il bambino purtroppo è un proiettile che va contro il parabrezza e quindi decede. E l'altro dato che mi ha, devo dire la verità, un po' stupito, è che gli incidenti, soprattutto gli incidenti mortali con lesioni personali gravi o gravissime, non avvengono, cioè avvengono ma con poco margine, non avvengono tanto in autostrada, luogo dove si corre, ma nelle strade extraurbane. Cioè la maggior parte degli incidenti gravi avvengono nelle strade extraurbane, dove ci dovrebbe essere un limite fra i 70 e i 90 all'ora, dove molto probabilmente i conducenti si pongono alla guida pensando comunque di non dover porre quella necessaria attenzione che io invece pongo quando sono in autostrada. In autostrada so che posso correre, c'è tanto traffico, sto più attenta, sono più concentrata. Invece nelle strade extraurbane c'è questo dato che è molto molto impressionante. E poi l'altra cosa che non è passata, a mio parere, cioè che non è stata molto enfatizzata dai media, è che non c'è solo l'omicidio stradale, ma ci sono anche le lesioni personali gravi o gravissime. Cioè chi ad esempio causa una malattia superiore ai 40 giorni rischia dai 3 ai 5 anni, cioè una reclusione dai 3 ai 5 anni e la revoca della patente di 5 anni, per cui è questo tantissimo. Sempre con abuso di sostanze? Con abuso di sostanze alcoliche, con la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ma vengono richiamati anche quelle ipotesi che vi dicevo prima, cioè il doppio della velocità consentita, il passaggio con il semaforo o una manovra di sorpasso azzardata. Mentre se addirittura ho lesioni personali gravissime, stiamo parlando dai 4 ai 7 anni. Per cui sono pene molto, molto importanti, senza contare che a differenza di una volta, nel momento in cui la forza di polizia interviene, ritiene che il conducente che ha provocato la morte di una persona sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
o sostanze alcoliche, devono immediatamente portarlo in ospedale. Non è più come una volta che ti potevi rifiutare e poi arrivava quella che poteva essere la soluzione. No, vengono immediatamente trasportati in ospedale e immediatamente fatto l'esame, anche contro la volontà di colui che ha provocato il sinistro. Questo certo. Perché ovviamente se altrimenti veniva a mancare l'elemento fondamentale. Tutto questo per cercare di porre fine a questa strage che c'è ormai sulle strade, determinata proprio, secondo me, da tanta distrazione, ma anche dal fatto che ognuno di noi, secondo me, non è consapevole che porsi alla guida di un mezzo è comunque una situazione pericolosa, perché sono talmente tanti gli eventuali fattori che possono dar corso, e non è più che dici, beh vabbè, ho provocato un danno, c'è la compagnia assicurativa. Ricordiamoci che le compagnie assicurative risarciscono il danno, sempre se si è assicurati, rispetto a quello che è la parte civile, cioè quello che è il ristoro del danno subito, ma penalmente le compagnie assicurative non intervengono, la responsabilità penale è personale, quindi purtroppo si va in galera, cioè non è che ci sono tante alternative e non si riesce neppure, che è l'altro aspetto secondo me fondamentale e epocale da un lato, cioè mentre una volta con l'omicidio colposo si poteva patteggiare, utilizzavi la condizionale. La condizionale è quella sorta, io lo chiamo il bonus, che ognuno di noi ha quando nasce, quindi puoi utilizzarlo, perciò non soggiaci alla pena. Anche se patteggi, la condizionale comunque non ti salva dalla revoca della patente e non ti salva dalla pena inflitta, per cui vai in galera, cioè è questo il problema, punto, senza tante possibilità. E questo secondo me nasce da, le do un dato, 2013 il 20% di coloro che hanno perso la vita su strada, questi incidenti sono stati provocati da persone che erano sotto l'effetto di sostanze alcoliche o sostanze stupefacenti. La percentuale è del 20%, che è molto rilevante. Se si pensa che su 100 sinistri c'è un 4,6 che hanno lesioni personali gravissime. Gravissime significa la perdita di un arto, ad esempio. Per cui quando ci si mette in macchina bisogna assolutamente ancora di più adesso stare attenti. Assolutamente. Che cosa commenta come frequentatore abituale delle strade per motivi di lavoro? Ho ascoltato con molto interesse e credo di condividere lo spirito, no, della norma. Il prezzo che paghiamo ovviamente in termini di perdite di vita è altissimo. Poi i costi sociali per quelli che non sono deceduti ma che non sono più in grado di lavorare, non sono più in grado di mantenere il proprio tenore di vita, questo è altissimo per le famiglie e quindi condivido la cosa. Ovviamente sono pene molto severe ma credo allineate alla gravità di quello che... D'altronde io sono in strada parecchio, strade molto trafficate, strade anche le urbane sono molto trafficate, allora a parte io vedo questi giorni poi insomma la cronaca ci fornisce materiale per dire che se vuoi usare un mezzo alternativo alla macchina corri ancora più rischio, andare in bicicletta, non abbiamo piste ciclabili, basta uscire un po' dai nostri confini per capire che... Ma neanche i mezzi pubblici sono utilizzabili perché non ce ne sono. In Olanda hanno approvato una legge che si chiama... fa riferimento alle benzine free, vuol dire che nel 2025 non solo l'Olanda, ma ad esempio alcuni stati americani come il Vermont, la Pennsylvania o altri prevedono di non poter concedere l'accesso a vetture alimentate con i tradizionali combustibili, quindi benzina, gasolio. Quindi non so, sembra 10 anni, sembrano tanti, ma non sono neanche tanti. Un paese in cui la bicicletta è un dogma, dove hanno attrezzato le strade per poter, dove i centri storici sono percorsi da bicicletti e dove i mezzi pubblici funzionano. Noi abbiamo tutta una serie di cose per cui metropolitane, anche a Milano che è la città più attrezzate d'Italia, si parla ormai credo da 15 anni della costruzione di una Roma, non ne parliamo, la seconda lì della metropolitana sembra
una chimera, quindi noi siamo messi nelle condizioni di usare la macchina. C'è un sondaggio anche del Sole o di Quattro Ruote di qualche settimana fa che dice che comunque è il mezzo più conveniente ed è il mezzo preferito da tutti noi altri. Più conveniente perché 4 persone che vogliono andare a Milano, se vanno con un'auto, spendono molto meno che non andare in treno. Sì. Quindi molte volte siamo nelle condizioni di usare l'auto. Esatto, ma anche l'utilizzo del treno per Roma, che dovrebbe essere è costoso. È costosissimo, cioè non è costosissimo. Cioè, insomma, se io voglio andare con la mia famiglia o con i miei colleghi, vogliamo andare a Milano o a Roma per lavoro, risulta molto più conveniente e pratico ancora adesso andarci in auto. Quindi è vero, verissimo tutto quanto, ma se vogliamo poi far sì che i comportamenti siano pilotati, le leve sono l'attenzione mi pare sia evidente, ma anche mettimi nelle condizioni di preferire un mezzo piuttosto che un altro perché me lo rendi più conveniente. Ecco, queste sono le osservazioni classiche degli autisti ed effettivamente condivido questo, cioè al di là del fatto che se prendi droghe o alcol, ed è giustissimo, vuoi metterti alla guida, non devi bere, non devi drogarti né niente, e là ci sta tutto. Il fattore però, magari tipo il classico limite di velocità imperversa, non so, 30 all'ora, che vuol dire dormire sulla strada, lo so. 30 all'ora, che se fai 60 a volte cioè è normale, e la persona che bicicletta, l'anziano con 20.000 borse che barcolla in mezzo alla strada, oppure che attraversa improvvisamente dove non ci sono... Ci sono dei fattori perturbanti l'andare sulle strade che prescindono dalla buona volontà dell'utente. Partiamo dal presupposto però che le norme del codice della strada proprio è un principio generale che ormai è acclarato anche da tutti i nostri tribunali. Tu quando conduci un mezzo dovresti essere sempre nelle condizioni di arrestarlo in qualsiasi momento in piena sicurezza, per cui per ipotesi anche se ho il bambino che mi attraversa improvvisamente la strada io dovrei essere in grado di frenare. Perciò questo, che è già un comportamento a volte impossibile, perché come si può prevedere qualsiasi cosa quando si guida? È impossibile. Giustamente, come dice l'anziano con le borse, quante volte succede che magari è in bicicletta, sto per sorpassarlo e giusto in quel momento barcolla e io purtroppo lo prendo sotto e magari anche gli provoco lesioni gravissime o addirittura la morte. E purtroppo ormai se ci si mette in macchina bisogna essere consapevoli che il rischio ormai è altissimo perché le variabili, come giustamente diceva prima Stefano, c'è tanto traffico su strada, il governo non è riuscito mai nel corso di questi anni, non ha mai voluto riuscire a spostare il trasporto delle merci invece che da strada su treno, su nave, siamo un popolo di navigatori, voglio dire. E quindi tutti questi mezzi, senza nulla voler togliere, ma anche tutti questi stranieri che guidano sulle nostre strade, che la maggior parte delle volte purtroppo non hanno macchine che sono macchine dotate di una frenata ABS, non hanno gli airbag, non sono macchine in sicurezza e quindi possono provocare veramente lesioni gravissime, se non addirittura la morte. Sì, concordo che guidare adesso direi che è altamente pericoloso. Tra l'altro c'è un altro problema che lo sottolineava Stefano Zara, che non ci sono mezzi alternativi e ci sono persone che non sono più in grado di guidare per età, cioè gli anziani sono veramente molto pericolosi, alcuni ti fanno causare l'incidente perché vanno pianissimo, vanno in mezzo alla strada, cioè hanno di quegli spostamenti imprevisti, imprevedibili, non sono più in grado, non hanno più riflessi veramente. E non hanno però neanche l'alternativa con altri mezzi, per cui come vanno a fare la spesa, come si possono... ed è questa l'altra componente. Allora, io spero che... ho partecipato a un convegno 2 mesi fa dove dicevano che in America fra 10 anni è prevista la cosiddetta macchina intelligente, cioè praticamente tu non guidi più. Quello che noi pensiamo quella intelligente, non sperimentata, non riuscirebbe a avere l'intelligenza per prevedere la guida dell'italiano, men che meno nel sud Italia. No, questo è vero, non ho fatto la prova. No, più che altro perché devono avere il problema della macchina intelligente che già materialmente esiste, perché con un sistema wireless eccetera eccetera riesci a tenere le distanze. Il problema è che devi avere le strade che però siano delle... perché se hai le strade che invece non sono manutentate correttamente, con una serie di tornanti, curve eccetera, o cose improvvise come degli attraversamenti pedonali che vedo in alcuni posti messi nelle situazioni più incredibili, la macchina intelligente poco può fare.
Assolutamente. Torniamo su questo tema, lo riprendiamo, poi dopo la pubblicità facciamo una parentesi dedicata anche all'economia in modo che intervalliamo le questioni. Pubblicità.